Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle notizie del Napoli. Andiamo al video. Romelu Lukaku è in viaggio verso l'Arabia Saudita. Il Napoli ha autorizzato l'attaccante belga a valutare offerte dalla Saudi Professional League, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino. La dirigenza del Napoli ha comunicato chiaramente la posizione del club al suo agente, Federico Pastorello. Il messaggio è diretto: se dovessero arrivare offerte concrete da ricchi club sauditi, l'attaccante dovrà valutarle seriamente. Non si tratta solo di un gesto diplomatico, ma di una comunicazione esplicita che legittima la sua partenza. L'ingaggio del belga rappresenta il vero ostacolo al suo futuro in Europa. Con uno stipendio di 7,7 milioni di euro all'anno, che dovrebbe salire a 8,5 milioni la prossima stagione, Lukaku trova pochi tifosi disposti a investire su di lui nei principali campionati europei. I club europei non sono interessati a sostenere questa spesa, mentre la Saudi Professional League ha le risorse finanziarie per assorbire interamente il suo costo. Questa disparità rende l'Arabia Saudita la destinazione più realistica per l'attaccante. Il contesto che ha portato a questa decisione risale alla scorsa stagione sotto la guida di Antonio Conte. Il comportamento di Lukaku in quel periodo ha pesato molto sulla valutazione interna della dirigenza. Non si è trattato solo di considerazioni tattiche, ma di una valutazione complessiva del rapporto tra il giocatore e il progetto azzurri. Il club ha deciso che la separazione fosse la soluzione migliore per entrambe le parti. Quale sarà lo scenario nei prossimi mesi? La gente avrà il compito di attirare offerte dalla Saudi Professional League, sapendo di avere l'approvazione del Napoli. Non ci saranno ostacoli interni al trasferimento. Le trattative con i club sauditi potranno procedere senza attriti tra il giocatore e la società partenopea. Il Napoli, a sua volta, avrà il tempo di pianificare un sostituto. Liberarsi dell'ingaggio di Lukaku rappresenta anche un'importante manovra finanziaria, che permetterà al club di reinvestire risorse sul mercato. La partenza dell'attaccante belga apre scenari di mercato completamente diversi per il Napoli rispetto a una permanenza forzata e controversa. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lukaku dovrebbe lasciare Napoli? O no? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli per sempre!